Ciao ragazze e ragazzi, amici serale. Nella quarta puntata un nuovo scontro rende protagonista Alessandra Celentano e Maria De Filippi. Maria vuol far capire alla maestra Celentano che il suo punto di vista non è assoluto. Penso che a volte i tuoi comportamenti rischino di alimentare dei conflitti tra i ragazzi che si potrebbero evitare, le dice la conduttrice. Uno scontro di opinioni. Maria ritiene che le affermazioni della Celentano sono per niente oggettive e le definisce anche presuntuose. E proprio per questo motivo Maria chiede il giudizio di Eleonora Bagnato. Eleonora, dopo aver visto le esibizioni sia di Javier che di Nicolai, esprime il suo parere che non coincide con quella della Celentano. Eleonora, esperta in questo settore, giudica più bravo Nicolai invece di Javier. Pensa che sia tecnicamente molto preparato, ma visto l'esperienza che ha alle spalle dovrebbe esplodere in questa disciplina, cosa che Javier non è stato capace di far vedere. Nella scorsa puntata la Celentano ha giustificato l'abbandono dello studio di Javier perché secondo il suo parere si è espresso meglio rispetto a Nicolai. Ed ecco subito intervenire la Celentano. Ma non ti fidi del mio giudizio, per questo stai facendo tutto questo, dice alla conduttrice. Maria replica prontamente. Nonostante ti voglia bene e ti conosca da 20 anni, a volte sbagli. Le persone che hanno pensato di sapere tutto hanno fatto una brutta fine. Questo quanto accade nella quarta puntata del serale. Personalmente, tra Javier e Nicolai, io preferisco Javier, non perché sono d'accordo con quanto detto la Celentano, ma per il semplice motivo che Nicolai lo trovo molto sicuro di sé e anche presuntuoso. Voi da che parte state? Chi preferite tra i due? Javier o Nicolai? Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!